sì. Cosa è successo? Anche maggio è finito. Anche? Anche maggio è terminato. Sì, Pentecoste fra l'altro. Giorno 101. Grazie, un saluto a tutti, buona domenica a tutti. Passerei subito con la descrizione del bollettino, che però vedo che si è rovesciato. Cosa è successo? Allora, i tamponi sono 670.000, sono 10.000 in più rispetto a ieri. Ormai ci avviciniamo, fra 3 giorni ne avremo 700.000. Il numero dei positivi è 19.152, sono solo 6 in più. In isolamento 1.594, sono 133 persone che escono dall'isolamento, anche in queste ultime 24 ore. Questo è il dato che più scende velocemente. Abbiamo poi, perdonatemi, i ricoverati sono 385, uno in più rispetto a ieri. 385, uno in più rispetto a ieri. Le terapie intensive scendono ancora, siamo a 29 e peraltro è sceso di 1 come vedete e si è negativizzata un'ulteriore persona, quindi dei 29 solo 6 sono positivi. Totale di morti sono 1918 più 2, 1377 negli ospedali, i dimessi 3377 più 3. I nati sono 84. Allora, due brevi considerazioni. Intanto rispetto al bollettino. Un piccolo chiarimento, no? C'è qualcuno che dice ma il Veneto ha eliminato le mascherine. No, il Veneto non ha eliminato le mascherine, il Veneto ha applicato esattamente in maniera pedissequa quello che è previsto dal DPCM. Il DPCM prevede che la mascherina la si utilizzi, e questo accade in tutta Italia dal 18 maggio, tranne che in Veneto che aveva una condizione più restrittiva. Allora noi diciamo che da domani, lo informiamo i cittadini, la mascherina va utilizzata nei luoghi chiusi, il negozio per capirci, il supermercato, l'ufficio postale, la banca, il medico, e nei luoghi aperti dove non ci sia la possibilità di avere, diciamo, il distanziamento sociale, che sono la coda fuori dal supermercato, piuttosto che se ci fosse una manifestazione. È vero che c'è il divieto di assembramento, però è pur vero che ormai, diciamo, alcune attività all'aperto si possono fare e c'è parecchia gente, non c'è distanziamento, ti indossi la mascherina. Questo vuol dire che ti porti appresso in borsa, in tasca una mascherina, te la indossi se serve, punto. Quindi andare a passeggiare senza mascherina non è una illegalità, ma si può andare a passeggiare, a camminare, a fare attività sportiva, motoria, senza mascherina. Perché poi questa è una notizia ricorrente che ci viene richiesta. E alla luce di questo vi dico che l'ordinanza entra in vigore dalle ore 24 di questa notte. Perdonatemi se ricordo molti aspetti che i giornalisti conoscono meglio di me, però è pur vero che abbiamo un sacco di richieste. Per dire, ci arrivano decine di richieste ogni giorno sulla circolazione, la rispieghiamo poi magari la circolazione, in auto come si va. E dicevo dalla mezzanotte di oggi, quindi entra in vigore, diciamo, il tema mascherina non più obbligatoria. Per quanto riguarda la circolazione, c'è una miriade di ragazzi che ci scrivono. Mi scrivono, ma posso andare con degli amici in macchina? Sì, ma siccome non sono conviventi, devono avere la mascherina. Per non avere la mascherina bisogna che stiano 1 metro l'uno dall'altro, ma capite che la macchina, adesso per carità c'è anche qualcuno che ha delle macchine grandissime, quindi ce ne sarà uno seduto davanti e uno dietro, però in generale
se non è il tuo nucleo familiare ti metti la mascherina in macchina con gli altri ospiti e non sbagli mai. Quanti possono salire in auto? Altra domanda, quello che è previsto dall'omologazione della macchina, se non 5 posti, 5 persone con la mascherina se non sono conviventi. E mi fermerei qua rispetto a questo. Anche stamattina abbiamo fatto un punto della situazione, stiamo preparando le linee guida che ormai sono quasi ultimate, come dicevamo, abbiamo già fatto quelle per i cinema e i teatri, non escludiamo di modificarle anche rispetto ad ulteriori novità che potremmo, diciamo, mettersi dentro in queste linee guida, quindi anche per avvantaggiare un po' di più un servizio che rischia di essere penalizzato. Pensate, il teatro con i numeri di oggi è effettivamente un teatro che soffre piuttosto che il cinema. Stiamo concludendo, io immagino che la volta di domani o dopodomani si concludano anche le linee guida per le discoteche. Siamo pronti con le linee guida per le case da gioco e i casinò. Vi ricordo che c'è l'ultimo lembo di attività da aprire. Qualcuno dice: ma Zaia si occupa di casinò? Sì, perché ne abbiamo uno in Veneto, e tanto è vero che il confronto con il collega Totti e anche è stato spesso rinnovato, proprio perché loro hanno Sanremo, noi abbiamo Venezia, per cui sono 2 casinò da riaprire. Per quanto riguarda le attività, ricordo sempre ai cittadini che dal 3 di giugno, però anche qua non c'è un provvedimento, per cui siamo in attesa di un provvedimento nazionale, quindi è bene che io lo annunci perché lo leggiamo tutti, perché anche questa è una richiesta che ci fanno. Sembra che dal 3 di giugno, cioè da mercoledì, non ci sia più il limite del confine regionale negli spostamenti. Questo va ovviamente a consolidarsi solo dopo l'adozione di un provvedimento a livello nazionale, almeno da come la vedo io. Ci vorrà un DPCM che interrompa il blocco. Prego? Un provvedimento nuovo quindi del governo? Immagino di sì. Adesso guardate, a memoria penso che se non fanno un provvedimento mi sembra che gli altri siano tutti a valere fino al 15 di giugno, per cui decadrebbero dal 15 di giugno e quindi per anticipare bisognerebbe fare un provvedimento di revoca. Comunque cercheremo di capire e daremo informazioni ai cittadini. Libera circolazione a livello regionale significa che ognuno potrà spostarsi senza autocertificazione da un posto all'altro, nel senso che non ci saranno più solo i motivi di lavoro o di salute o il tema dell'assistenza sanitaria per qualcuno o per una visita sanitaria o per un intervento chirurgico. Quindi ci sarà la libera circolazione. Resta il tema dell'approccio europeo, che ci sembra sempre più imbarazzante, a macchia di leopardo, cioè ad oggi molti dei vostri quotidiani hanno riportato un po' anche la situazione europea, no? Dei diversi limiti, vincoli, aperture, non aperture, questo sì, questo no. Insomma, la Grecia ormai è diventata il totem di questo casino. Spero che a livello europeo si adotti una modalità che sia unica. È anche vero che la raccolta dei dati non è uniforme rispetto a tutti i paesi europei, perché se tutti avessero raccolto i dati come li abbiamo raccolti noi in Italia, oggettivamente ci metteremmo poco, perché noi saremmo sempre quelli che fanno la pecora nera, però noi la gestione dei dati ce l'abbiamo avuta ed è inconfutabile questo aspetto. Quindi io auspico veramente che si possa in sicurezza pensare a un'apertura dal 3. Vi dico che per i treni c'è un aggiornamento, oggi siamo all'offerta pre-Covid per i treni, quindi i treni che avevamo prima, a cui si sono stati aggiunti 3 treni straordinari sulla Verona-Venezia, allora 3 treni straordinari sulla Verona-Venezia e 2 treni straordinari sulla Castelfranco-Venezia, quindi 3 Verona-Venezia, 2 Castelfranco-Venezia più 10 pullman. I pullman sono per esempio da Dese, da Noale, da Spinea e così via. Perché vi dico questo? Perché nonostante questo sono sempre pieni, perché c'è il tema della riduzione del 50% dei posti. E le frecce, Presidente, è anche preoccupato? Sulle frecce non te lo so dire, ti parlo dei regionali.
scusami ma me l'ha dato la sola De Berti sto aggiornamento. E dalla settimana prossima su Venezia avremo anche il Bologna e il Trieste, per quelli che vengono da fuori regione. Ovviamente i treni, voi capite che non si ripagano con la partita dei biglietti, perché avendo questa riduzione del 50% che porta oltre a un minore incasso anche una maggior spesa per mettere più treni, quindi noi siamo molto preoccupati perché sembra che Trenitalia voglia mettere in discussione gli investimenti che avevamo concordato sull'acquisto di materiale rotabile o quant'altro. Sapete che io ho scritto al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro De Micheli e per conoscenza a tutti i parlamentari del Veneto, voi avete dato pubblicità di questa lettera, l'ho mandata 2 giorni fa, per dire che noi sulla partita del trasporto pubblico locale siamo fuori con oltre 100 milioni di euro, proprio in virtù del fatto che questo è uno dei danni che questa emergenza ha creato. E prima di passare la parola a voi, faccio gli auguri a una signora, purtroppo ho dimenticato ieri, una gravissima dimenticanza, ma ieri nella concitazione delle domande e delle informazioni che volevo darvi, però è recuperabile, ha compiuto gli anni ieri, la signora Bacin Petronilla, detta Nia, 105 anni, quindi le facciamo gli auguri, ha fatto gli anni ieri, ci ha scritto e dice che tutti i giorni ci segue, quindi auguri alla signora Petronilla, 105 anni, e ci prenotiamo il prossimo anno per fare gli auguri anche il prossimo anno. La signora da Riese Pio X, anzi da Spineda, che è una frazione di Riese Pio X, signora Bacin Petronilla, quindi tanti auguri signora Petronilla, anzi Nia, detta Nia, 105 anni, ben portati da come insomma ci ha contattato. E c'è poi un aggiornamento, vabbè, però ancora non siamo arrivati ai 58 milioni, ci stiamo avvicinando, siamo quasi a 39.000 donazioni, spero di darvi la bella notizia dei 58 milioni di donazioni i prossimi giorni. Passerei la parola per le domande. Allora cominciamo con Zennaro, poi Emiliano, la collega, Ritorni, va bene, una alla volta per tutti. Una volta rispetto per tutti. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Due considerazioni, due domande. Allora, 1918 morti, uno in più del Vajont. Ah sì, vero. È un dato che terribile. solo col numero, cioè ti fa. Il Vajont ha segnato il Veneto e sicuramente questa crisi segnerà il Veneto anche, diciamo, con i cambiamenti dei comportamenti, se non altro. Allora, mi interessa, lo sai, il tema dei trasporti, mi sembra il tema centrale da qua a settembre, perché se la situazione è questa, con i ragazzi a casa a scuola, a settembre ci blocchiamo. Caos. Una situazione che aggraverà probabilmente i livelli di inquinamento in una zona che è già particolarmente, cioè se non si interviene. Ecco, l'altro giorno l'assessore De Berti ha fatto un po' il quadro, dice la regione c'entra e non c'entra in cose, però serve per ripensare in maniera molto forte a questo tema. Ecco, ci dobbiamo attendere qualcosa, mi sembra. Ma guarda, allora, la regione c'entra nel momento in cui interviene per il trasporto pubblico locale, ovviamente di valenza regionale. Se qualcuno mi chiede attività che competono a Trenitalia, io non ve le so dire, questo è poco ma sicuro. Guarda, questa preoccupazione, a prescindere dalla pandemia, ce l'eravamo posta con il piano dei trasporti che abbiamo presentato, insomma con una visione anche generale, e se lo leggete oggi col piano dei trasporti è assolutamente in linea con quello che è accaduto, cioè fare in modo di dare servizi che siano di qualità ai cittadini e quindi poi il tema dell'inquinamento è altro aspetto. Stiamo lavorando su questo fronte con i nostri interlocutori. Capite che ci sono due fattori limitanti: le risorse, ma uno dice quelle le si trovano, il governo ha promesso interventi importanti, ma dall'altro è l'hardware, no? Il materiale rotabile, il treno piuttosto che il pullman. Quanto che ha detto sul ripensamento di Trenitalia sul materiale rotabile?
Sì, è preoccupante quella considerazione. Beh sì, anche perché loro fanno bilancio, però è pur vero che noi non possiamo rinunciare al fatto che avevamo un programma di fornitura di treni e avere per aprile 2021, vi ricordo, tutto il parco macchine rinnovato, oggettivamente è già di qualità, ma con il nostro progetto aprile 2021 si arrivava a un'età media dei nostri treni di 5 anni, vuol dire treni praticamente tutti nuovi, e siamo l'unica regione che è riuscita a fare un accordo del genere che vale più di 1 miliardo di euro. Cioè, se adesso ci mettono in discussione le forniture o l'accordo per un tema di bilancio, io chiedo veramente che il governo possa intervenire, visto e considerato insomma, che Trenitalia è espressione del governo e questo è un servizio assolutamente pubblico e nazionale. Cioè, se pensiamo di riuscire a pagare con i biglietti questi servizi, in questa fase è impossibile. Questa fase è una fase di perdita, appunto, ma non possiamo non erogare servizi. No, beh sì, scusami. Sul Vajont, guarda, io penso che il nostro Veneto ricorderà la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ricorderà il Vajont e il coronavirus, poi tutti i cataclismi che ci sono stati, le grandi alluvioni, le trombe d'aria, tutto quello che sappiamo, i terremoti, però questi sono i 4 eventi. Guardate, hai fatto bene a ricordare, diciamo, la contemporaneità, no, dei numeri. Questi sono numeri che sono paurosi, stiamo parlando, se voi lo dimensionate, cioè è un paese medio del Veneto, 2000 persone, perché il comune medio è la popolazione mi sembra sia 4500 abitanti, fate che ogni comune ha 2 o 3 frazioni, è una frazione, insomma, cioè, è un bel paese, guardate che sono morti veri, lo dico a quei pochi purtroppo, che complottisti che continuano a dire ma state truccando i numeri, ma comunque sono persone che sarebbero comunque morte. Guardate, non lo si deve dire prima di tutto nel rispetto di chi ha perso la vita e in secondo luogo di tutti coloro che soffrono per queste perdite e in terzo luogo nei confronti di chi ha fatto di tutto per salvare la vita a queste persone. Noi abbiamo persone che escono dalle terapie intensive a oltre 90 anni e sono guariti. Abbiamo purtroppo persone molto più giovani che sono morte e non sono mai arrivate alle terapie intensive. Questa è la verità. Ok, tocca al collega Emiliano. Presidente, buongiorno. Le volevo chiedere, prima parlando di realizzazione dei vari trasporti, dei vari passaggi tra regione e regione, quindi spostamenti, quando lei dice saremo liberi, significa anche oltre all'autocertificazione non dovremo avere fogli vari documenti legati a sì sto bene, non ho niente, quindi cose mediche? Decisamente no, se il problema di qualcuno è dire devo andare in qualche regione, mi devo fare il tampone prima, no, non è previsto e io auspico che non sia questa una prerogativa perché si andrebbe anche a inaugurare un percorso nuovo che poi si potrebbe applicare a qualsiasi cosa. Io potrei dire io voglio essere indenne da, che so, una patologia che vengo a sapere che so, se c'è un focolaio di tubercolosi in una scuola di una regione diversa dal Veneto, potrei addirittura dire io tutti quelli che vengono da quella regione voglio che si facciano il test per la tubercolosi prima di arrivare in Veneto. Capite che questo sistema introduciamo un principio di sanità pubblica che poi diventa un cane che si mangia la coda, alla fine restiamo tutti a casa. Quindi Presidente non ci sarà un'autorità, magari un collega, noi non chiediamo nulla, che possa decidere io ti faccio entrare ma a queste condizioni? Allora, noi come Veneto non chiediamo nulla. Il Veneto ha le porte aperte e aspetta i turisti, aspetta gli ospiti. Gli altri ho visto che stanno avanzando delle proposte, spero si possa risolvere il problema, ma non lo si risolve ipotizzando la patente di salute pubblica o la patente di immunità, perché non esiste la patente di immunità, non esiste dal punto di vista proprio scientifico. Presidente, la mia è una considerazione, una delle mie tante considerazioni, giro di nuovo e controllo, visto il lavoro che faccio. Ieri mi sono recato in un centro commerciale, successivamente con famiglia in una pizzeria, come tutte insomma le famiglie in un momento di relax. Le linee guida sono fondamentali, il virus come sempre rimarcato è dietro l'angolo, però mi sono messo nei panni dei commercianti, di tutte queste categorie
vedo una grande fatica, c'è effettivamente paura, quindi i centri commerciali sono deserti, le pizzerie, almeno quelle che ho frequentato io, avevano neanche un decimo delle persone che di solito ospitano come clientela. Ho paura che ci siano altre chiusure future, è una riflessione. Ma guardate, questa è la coda dell'emergenza. Vi ricordate quando dicevamo si lascia quella sanitaria, avremo quella economica? Ci siamo, peraltro tocchi un settore, e ne approfitto che molti pizzaioli, molti gestori ci hanno contattato. Effettivamente nell'ambito della ristorazione le pizzerie sono quelle che soffrono di più, a dispetto di quello che chiunque di noi avrebbe pensato, no? C'è quel target di clientela che forse perché è incentivato all'asporto, anche questo, forse perché li abbiamo educati ancora di più all'asporto, perché avendo introdotto norme severe sull'asporto durante il lockdown, qualcuno comunque, vi ricordate quante critiche ho preso per l'asporto? Sembrava che fossi stato un delinquente. Per fortuna che abbiamo cercato di portare un po' di risorse e non si è ammalato nessuno con le regole che abbiamo dato noi. Però obiettivamente le pizzerie sono in difficoltà. Dall'altro c'è da dire che un po' tutte le imprese non sono ripartite a pieno regime come prima. Io per questo chiedo che si aprano i confini, perché è giusto anche rientrare nella logica degli spostamenti, cominciare a ragionare, che ripartano le spiagge. Guardate, io se tornassi indietro riaprirei le spiagge il 18 di maggio come abbiamo fatto. Ieri sera ho visto in TV, c'era un gestore di Jesolo che diceva ma noi siamo pieni, però non sono ancora tutti aperti. L'importante è che comunque si inizi, perché se fosse stato come immaginate, come voleva qualcuno, ma pensiamo di proiettare tutto a fine giugno e da lì si parte, vuol dire che non è neanche un po' di abbrivio, no? Arrivando a fine giugno, cioè partire da zero a fine giugno sarebbe stato drammatico. Invece andiamo avanti in questa direzione e penso che alla fine ne verremo fuori. La recessione io la vedo ancora a V e non a U, come si dice. Ne approfitto, posso? Prego. Intanto esce appunto la persona, l'uomo. In questa esperienza, 101 giorni oggi, cosa, tirando un pochino se possibile le somme, si è pentito di aver fatto o non fatto e cosa rifarebbe? Grazie. Ma guardate, noi abbiamo vissuto assieme a voi 101 giorni di esperienza quotidiana, quindi l'esperienza che abbiamo accumulato in 101 giorni, se si ripresentasse il virus alla maniera del 21 febbraio del 2020 avrebbe una squadra molto diversa, molto più preparata e saremmo in grado di performare molto di più, tant'è vero che guardate nel giro, vi annuncio, nel giro di un paio di settimane depositeremo il nuovo piano di sanità pubblica, che io l'ho detto quando ho chiesto che si faccia questo piano, anche ieri ne abbiamo parlato in videoconferenza, ho detto guardate che dovete schierarmi l'artiglieria pesante, cioè io voglio un esercito schierato, e rafforzando ancora di più il territorio, rafforzando ancora di più quelle scelte che abbiamo fatto. Pensate solo che oggi dire ai veneti apriamo 10 ospedali Covid è una roba normale, dire ai veneti riapriamo 5 ospedali che erano chiusi è una roba normale. Noi allora siamo partiti da zero, cioè io sono stato criticato perché ho chiuso Schiavonia, che oggi risulta essere una banalità se ci pensate. Abbiamo avuto le proteste fuori dall'ospedale perché abbiamo chiuso Schiavonia. Per cui direi che l'esperienza ci è servita, diciamo che siamo riusciti a fare esperienza limitando i danni, perché questo è fondamentale, cioè insomma i dati che abbiamo noi sono di gran lunga al di sotto diciamo, dei parametri medi che vengono considerati, ma non solo a livello nazionale, anche a livello internazionale. Pensate cosa sta accadendo negli Stati Uniti, cioè noi abbiamo il mito americano, cioè io non avrei mai pensato in vita mia di vedere le fosse comuni a New York, ce le avete viste anche voi? In Brasile, vi ricordate quando vi dicevo nelle tabelle non è possibile che il Brasile abbia solo 4.000 contagiati, non è possibile, avete visto cosa è accaduto? Il virus se lo cerchi lo trovi, se non lo cerchi non lo trovi, ma ti accorgi di averlo quando è troppo tardi. E ci stiamo attrezzando bene, questo lo potete scrivere, anche perché noi non ci possiamo permettere di fare errori il prossimo giro. Grazie Presidente. Prego. Adesso Alda Panzana, poi Anna Maria Parisi e poi Salmaso.
Presidente, buongiorno. Ciao. A proposito del nuovo piano di sanità che ha appena annunciato, quindi cos'è che succederà nei prossimi giorni? Cioè, visto che ci stiamo avvicinando ai contagi zero, situazione che si sta normalizzando, apertura di tutte le attività, gli ospedali che sono stati riaperti, quelli vecchi, saranno chiusi, quelli trasformati in una Covid hospital saranno riconvertiti. La normalità dovrebbe interessare anche tutto l'aspetto sanitario, no? Certo, vi posso solo dare delle anticipazioni. Gli ospedali chiusi, riaperti, i vecchi ospedali per capirci, nei quali noi abbiamo creato 740 posti letto, sono 5 ospedali. Può dire quali? Scusi. Sono Valdobbiadene, Monselice, Zevio, Bussolengo e Isola della Scala. Magari poi se volete vi mandiamo anche una tabellina con i posti letto. Sono 740 posti letto nuovi, perché noi abbiamo preso gli edifici vuoti e li abbiamo riallestiti. Fortunatamente non li abbiamo utilizzati, quindi ringrazio gli alpini, tutti i volontari, i carabinieri in pensione, la protezione civile, tutti quelli che hanno lavorato. A quelli diamo un colpo di chiave e li teniamo lì, pronti per l'autunno. Quindi giù le mani da questi ospedali, che nessuno si avventuri con robe, come si può dire, a parte il fatto che dobbiamo decidere noi, non c'è nessun altro da vedere. No, ma siccome ogni tanto nasce il comitato che ha capito tutto della roba, stanno lì, pronti con le chiavi, cioè nella condizione di andare solo a dare una spolveratina e ripartire, perché io non posso arrivare a ottobre con una reinfezione e aver smantellato queste strutture. Stiamo pensando a contingentare il numero di tende che sono allestite, e lo quale lo sta seguendo l'assessore Bottacin, le tende esterne riscaldate, sì, quelle del triage, ove possibile, cercando di, come si può dire, di disingolfare un po', visto e considerato che ormai in alcuni casi non servono proprio più, e anche perché dobbiamo avere il magazzino pronto se accadesse qualcosa su altri fronti. E vi ricordo, queste sono tende da protezione civile, se non è che possiamo andare a smontarsi se viene un'alluvione, un terremoto o qualcosa, o una catastrofe, tutto quello che può accadere. Beh, tosati, però è il ruolo della protezione civile programmare, e penso che oggi, voi sapete che noi questa programmazione l'abbiamo fatta anche per il coronavirus, forse più di un mese in anticipo rispetto alle direttive internazionali e nazionali. Gli ospedali Covid, vi annuncio che di fatto smontiamo solo le terapie intensive, definiamole ingombranti, che sono quelle che abbiamo allestito nelle sale operatorie, ma lasciamo tutto il possibile e inimmaginabile sia sulle intensive che sulle semi-intensive, addirittura lasciando anche dei reparti che non erano utilizzati a livello ospedaliero già allestiti per il piano d'attacco. Punto, mi fermo qui. Alda, Me la può spiegare lei, per favore, Presidente? abbiamo in alcuni... Villa Salus torna a fare l'ospedale Villa Salus, però tutto quello che abbiamo allestito resta lì pronto, visto considerato che non è un impiccio avere un respiratore piuttosto che una terapia semi-intensiva. Cioè il pronti via, il prossimo giro sarà un pronti via con giro di telefonate, non andremo più a cercare il camion di respiratori in Svizzera o il magazzino in Cina che ci manda in mascherine, perché abbiamo già 6 mesi di fabbisogno, 24 milioni e mezzo di mascherine già comprate, per cui noi abbiamo 6 mesi di fabbisogno. Vi ricordo sempre il dato, che voi sapete ormai meglio di me, ma è bene ricordarlo, perché spesso qualcuno dice ma non avevano le mascherine perché non hanno programmato. Azienda ospedaliera di Padova, 950 camici al mese prima del coronavirus. Azienda ospedaliera di Padova con il coronavirus 4.500 camici al giorno. Del resto, se voi ci pensate, quante persone avete visto con la mascherina negli ospedali prima del coronavirus? Non siamo ipocriti, non si utilizzava la mascherina, se lo si utilizzava in sala operatoria o per qualche attività, diciamo che canonicamente prevede la mascherina, che sa il dentista piuttosto chi fa delle manovre invasive. Di pronto soccorso, neanche a pronto soccorso, vero? Quindi Alda, mi fermo qui. Comunque il piano è in redazione,
noi abbiamo già visto assieme agli assessori e all'assessore Lanzarin per la parte sanitaria già una bozza, però vogliamo che sia un piano che sia, come si può dire, un protocollo di intervento ben codificato. Voi se sapete che ci sarà la reinfezione avrete il piano, dice boh, adesso scatta questo, sarà che chiamate e dite boh, cosa succede adesso? Avete già il protocollo di intervento già stabilito, come ce l'avevamo a gennaio peraltro, perché quando il 21 febbraio ci furono i primi 2 contagiati alle 6 di sera, noi eravamo nella task force di Padova perché era previsto dal piano la convocazione della task force. Ok, Anna Maria Parisi. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Dunque, tornando alle mascherine, quindi da domani, per un chiarimento per tutti quelli che ci stanno ascoltando, vietato togliere le mascherine nei negozi, dalle estetiste, dalle parrucchiere, Nei luoghi chiusi. sui mezzi pubblici. Certo. E bisognerà continuare a effettuare la prenotazione, ad esempio dalle estetiste, dalle parrucchiere, corretto? Anche perché se no non mi fa le cure. Ecco, sì, era perché sennò poi esce fuori un messaggio diverso, quindi giusto per precisare. Bisogna sempre mantenere quello che è il buon senso, no? La mascherina non è un'imposizione, perché ieri qualcuno mi ha detto ma a Venezia le calli sono piene, vogliono una deroga. Dicevo, cosa vuol dire una deroga? La deroga è un farmaco, non la si dà, c'è un salvavita. Quindi la mascherina tu la porti quando c'è confusione, quando c'è troppa gente vicino a te o devi stare ravvicinato a delle persone, anche una persona sola che non sia un tuo convivente, o in tutti i locali chiusi. Non ci si sbaglia, la si tiene in tasca e via. A camminare, passeggiare, non serve la mascherina. Poi un'altra cosa, è appena uscito sul sito, cambiando argomento, torniamo alla questione turistica, con la Grecia che ha aperto all'Italia e ha aperto all'Italia. Che avrà visto i numeri dei turisti. Però sul sito dell'ambasciata ellenica a Roma si legge che c'è la quarantena obbligatoria per chi torna da 4 regioni, e cioè da luglio questo. Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Esperti di sanità, quelli della Grecia. Ma guardate, io ho sempre avuto il mito della Grecia, no? Cioè, tutti noi l'abbiamo. Eracleonte, ma se era da Gela, Eracleonte. Vabbè, però è Magna Grecia, quella zona lì, ci stava. E pensare che la culla della cultura dell'antichità, di tutto quello che comporta la Grecia, i filosofi, la Repubblica Veneta, le repubbliche marinare, tutto quello che vi viene in mente, no? Pensare che si sono ridotti a fare gli editti per escludere il Veneto, che ha legami a doppio filo con la Grecia, ma io lo trovo assolutamente allucinante. Mi chiedo gli operatori greci cosa pensino in questa fase, perché i turisti non è che vengono loro da noi, sono noi che andiamo da loro. Quindi sappiano che non ci vedono più, punto, perché è inevitabile, no? Se ci chiudono in questa maniera la porta in faccia, a meno avessero chiesto informazioni, io dico, il Veneto è a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le carte. Poi magari se vogliono andiamo a fargli noi, chiamo il professor Crisanti, un giro di tamponi a casa loro e facciamo una prova. Vediamo che incidenza ha, perché non c'è un paese indenne dal coronavirus. Cioè dire io sono indenne dal coronavirus è come dire nella mia terra non c'è la tubercolosi, nella mia terra non c'è, che so, l'epatite o altra roba. Ma come si fa a dire una roba del genere? E noi non siamo degli appestati, ci mancano anche rispetto, ma non sto scherzando. Vabbè, ci sarebbe il Ministero degli Esteri, però vabbè, lasciamo perdere questo. Cioè, l'ambasciatore o chi per lui, insomma, noi siamo a disposizione, loro devono togliere la nostra regione dal bando, punto. Perché non esiste che io vedo il nome del Veneto in giro per il mondo in un epitafio dove si scrive che siamo degli appestati. Non si fa così. E la Grecia è in Europa, e fra l'altro è in Schengen. Passiamo a perdere l'Europa, non si è capito dov'è. E non serve essere anti-europeisti per dire queste robe,
L'Europa è totalmente assente, come al solito. Almeno Salvaggio. Presidente, buongiorno. Ciao Albino. Noi oggi siamo riusciti a ricostruire quello che è successo nelle settimane cruciali prima dell'emergenza di Euganeo e dello scoppio della vera pandemia. Ecco, io le chiedo questo, cioè dalla nostra ricostruzione emerge appunto che il Veneto è partito con un mese di anticipo rispetto al resto d'Italia. Ecco, non è che io le voglio fare i complimenti. Ma sarebbe difficile. Ecco, non è compito mio, però è compito Anche mio. perché non me li fate mai sul vostro glieli giornale. No, glieli facciamo. Il compito mio è... Sto parlando, tu non me, ce ne sei parte in causa, cioè. Sto parlando di lui. C'è già Emiliano che ci pensa, ma l'avevamo nominato ambasciatore. Adesso Anna Maria adesso si è alleata anche con io. No, è che l'altra volta ha cercato di fare l'interprete della mia domanda, si ricorda, quella che non era stata posta chiaramente. Allora, Comunque, Presidente, pensavo si riferisse alla categoria. se è consentita la parentesi ironica, noi avevamo pensato di nominare Emiliano come ambasciatore L'ha visto? durante i dialoghi che lei ha per il suo continente Veneto con l'omologo governo italiano, Presidente Conte, perché pensiamo che Emiliano sia in grado di parlare un perfetto dialetto veneto. Da Lombardo però. Ecco, a parte questa digressione, allora appunto noi qui abbiamo capito che già dal 10 gennaio l'azienda ospedaliera di Padova aveva fatto partire il primo ordine di acquisto dei reagenti per avere una scorta per i tamponi in casa, e poi dal 22 gennaio c'è la prima lettera di convocazione ufficiale del piano che noi abbiamo finito Italia Russo, e questo dimostra che il Veneto si è mosso con largo anticipo. Allora, lei ha avuto innumerevoli conferenze con i governatori con e con il ministro Boccia. È mai possibile che come dire, a Roma il Ministero della Sanità non abbia fatto scattare come dire, un piano così talmente efficace e sicuro come avete fatto voi? Perché non siamo riusciti a dare una risposta organizzata in tutto il paese simile a quella del Veneto? È questo che io le chiedo. Ci faccia capire come... Hai votato al referendum per l'autonomia? Certo, 3 volte sono andato a votare. No, sai, c'è un adagio veneto... E ho sempre trovato purtroppo il seggio chiuso. Mentre parlavi, visto considerato che c'è chi fa la raccolta delle mie dichiarazioni, c'è un adagio veneto che rende l'idea: il cane di tanti paroni muore di fame, cioè il cane di tanti proprietari muore di fame. Ce ne sono troppi a Roma che vogliono dirla loro, cioè bisogna essere operativi. Penso che sia accaduto questo, no? Perché se tu cominci a avere consulenti dappertutto, ognuno dice la sua. Voglio ricordarvi che sono i consulenti che dicevano che la mascherina non serviva, che serviva solo ai sintomatici. Voi capite che se si perdevano in queste discussioni tra di loro sulla mascherina, nel frattempo il tempo passava, quindi ho l'impressione che forse sia un tema anche di catena di comando, no? A questo punto. Insomma, la catena di comando, come dire... Troppo lunga. Ecco, ho capito. E quindi, però la competenza della sanità è in capo alle regioni, quindi da questo punto di vista il fatto di... Non nella fase emergenziale. Nella fase emergenziale la regia è nazionale. Prova ne sia che viene dichiarato lo stato d'emergenza e poi vengono date le linee guida. Prova ne sia che il governo interviene. Avete visto anche sul dibattito sulla Lombardia, si dice ma il governo aveva gli strumenti per fare il lockdown se decideva. Cioè noi non è che potevamo opporci al lockdown. Io non mi sono opposto al lockdown di Vo piuttosto quello che è accaduto. Tutto qua. I sindaci hanno rinunciato alla propria casa. Sì, cioè vengono meno alcune prerogative, no? Ecco, però mi pare di capire che ci vuole un maggiore coordinamento da questo punto di vista, perché se il modello Veneto funziona, perché non può essere replicato con le stesse linee guida altrove? Non è che io lo voglia imporre agli altri, ma mi pare che sia una scelta razionale e logica tentare di prendere appunto il modello migliore sotto il profilo dell'efficienza sanitaria e allargarlo anche agli altri. Perché questo non è avvenuto? Qual è la catena di comando che blocca anche le cose semplici che in questo paese si possono fare a costo zero? Ma guarda, tu sai che l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. A Roma la vivono come una sottrazione di potere, perché poi questo è vero, no? Ci sta che davanti a un interesse nazionale sanitario ci sia una regia nazionale. Io, guarda, ve lo dice un autonomista incallito, nel momento in cui
l'interesse va fuori dai confini di una regione, è giusto che ci sia una sintesi, ma chi fa sintesi la deve fare velocemente. Vi ricordo che noi abbiamo assistito per settimane a dibattiti tra scienziati in televisione, cioè li avete visti tutti. E vi ricordate quando io vi dicevo non c'è un libretto uso e manutenzioni del coronavirus? Mai l'abbiamo visto noi. E ovvio che si mutueranno le buone pratiche, si mutueranno le esperienze positive e negative che tutti noi abbiamo fatto, e vi dirò anche la verità che oggi, onestamente, lo si vede dai vostri articoli, io lo leggo, c'è stato un assettarsi delle diverse realtà regionali. Ormai guardate il tema tamponi, certo. Se era tampone questo sconosciuto a febbraio, oggi cioè, è normale fare tamponi e farne anche tanti, quindi penso che non sia più un problema la diagnostica, ad esempio. Alcune regioni sono state penalizzate dall'organizzazione. Pensate al fatto che se una regione non era organizzata con un sistema multicentrico di diagnostica, noi abbiamo 14 laboratori che fanno tamponi, si sono ritrovati in difficoltà. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver avuto il professor Crisanti che ci ha indicato l'acquisto di quella macchina che andava in alternativa a tutte le macchine che già avevamo, che si sono ritrovate senza reagenti, perché anche lì la multinazionale ci ha detto non vediamo più reagenti. Tanto è vero che, ad esempio, l'esperienza cosa ci porta a dire, l'ho già detto all'azienda Zero, d'ora in poi quando si compra una macchina ci deve essere una fiduzione della fornitura dei reagenti al libitum, certo. Perché noi dobbiamo comprare macchine, sti qua in piena emergenza ci dicono basta reagenti, perché il mondo vuole i reagenti, allora che macchine mi hai dato? Come non averla? Voi sapete che abbiamo macchine che non stiamo utilizzando, in tutta l'emergenza non abbiamo utilizzato, o poco le abbiamo utilizzate perché rispetto al loro potenziale. No, per i reagenti, appunto, l'altro modello importante realizzato a Padova è che avete i cosiddetti reagenti fatti in casa, al di là delle battute di Crozza, però il dato importante sotto il profilo scientifico è che intanto costano poco e poi, come abbiamo oggi non ti dà dipendenza da nessuno. Appunto, finito il test sul coronavirus, puoi fare quello sull'HIV, puoi fare quello sul morbillo, quindi è una grandissima economia di scala e consente, come dire, ecco, nemmeno questo è riuscito, come dire, a imporre come modello alle altre regioni. Ma sì, guarda, qui spendete poco, perché il ministro della sanità non ha il coraggio di dire tentate di fare dove è possibile almeno un sistema. Io ne ho parlato con il commissario Arcuri, che peraltro devo dire si è informato rispetto al modello Veneto, rispetto ai reagenti o quant'altro, per cui ne ho parlato e penso che il modello Veneto rispetto anche a questo tema dei reagenti sia assolutamente sotto la lente di ingrandimento. Considerate che noi l'abbiamo fatto durante il pieno della tragedia, per cui non eravamo nelle condizioni di poter espandere questo modello, ma di gestirlo in casa sì. Comunque noi abbiamo sempre dato informazioni a tutti coloro che ci chiedevano, cioè io ho mandato il nome della ditta che ci ha fornito la macchina a tutti i colleghi che mi hanno chiesto informazioni, non c'è mai nessuno che non si è trovato una porta chiusa. Allora si era prenotata prima la collega seduta lì in fondo, se ti avvicini magari così si sente dal microfono. Scusi Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Una domanda, molti chiedono che cosa significhi ritornare a un'emergenza. Oggi finalmente lei ha detto noi siamo pronti anche per un terremoto, per un meteorite, per qualsiasi cosa capiti, e questo ci dà la dimensione, no? Cioè noi siamo pronti. Però riguardo, tornando al coronavirus, cosa significa? Perché vengono usati i morti ancora per criminalizzare la movida. Visto ieri c'era la movida, oggi ci sono 80 morti. No. Ecco, appunto, lo sappiamo benissimo, ma noi facciamo uno sforzo anche per chiarire cosa vuol dire tornare all'emergenza. Vuol dire nuovi positivi, vuol dire terapie intensive, vuol dire che cosa? Quantifichiamola. Ma guardi, la ringrazio per la domanda. Intanto diciamo che i morti e soprattutto le terapie intensive, che peraltro sono sempre in calo, i 29 pazienti in terapia intensiva, e i morti sono pazienti problematici che spesso sono lì anche da quasi 2 mesi in ospedale. Cioè, noi abbiamo casi che ci stiamo trascinando da un paio di mesi, quindi non c'è una connessione tra il morto di oggi e la piazza piena di oggi, assolutamente, ma è anche impensabile oltretutto.
dall'altro la reinfezione si va a concretizzare con l'innalzamento, ma abbiamo un modello ben chiaro, con la nuova impennata dei carichi nei ricoveri, delle terapie intensive e ovviamente dell'innalzamento dei positivi trovati. Oggi abbiamo un contagio che allo 0,6 per 1000, dal dato di oggi ci dà, forse anche più basso, cioè ormai è rarefazione. Certo è che quando vedremo questo dato che comincia a muoversi verso l'alto, lo intercettiamo nel giro di qualche giorno, lo vediamo già, perché la curva poi ci dà la proiezione. E rimane valido quell'R con 0? Sì, i due parametri, sì, R con T e R con 0. Esatto. Adesso come siamo? Ma noi siamo sotto l'1, siamo 0,63 se non ricordo male oggi. 0,65. Sì, ma insomma sono dati assoluti. Non sono da emergenza epidemiologica, non sono epidemia, pandemia, non sono niente. Grazie. Prego. Prego collega. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Il nuovo piano di salute pubblica, se può anticipare, che cosa prevede per la medicina del territorio? Che tipo di nuovi strumenti, Guarda, investimenti? non anticipiamo nulla, cioè, mi fermo a quello che ho detto prima, per un semplice motivo, che il territorio lo vogliamo ancora rinforzare e rafforzare, e lo facciamo dai medici di base, alle USCA, tutte le attività che facciamo, all'infermiere del territorio, però ci fermiamo prudenzialmente a dirvi queste cose. Poi vi diamo un piano cartografato, io spero di darvelo nel giro di una decina di giorni, massimo 2 settimane, dopodiché ne parleremo quando avete il piano. Poi volevo chiederle, ho letto sulla prima pagina del Messaggero che il governo starebbe pensando di bloccare gli accessi delle persone che arrivano da quei paesi che ci hanno messo al bando. Lei ieri ha detto no, il Veneto è aperto a tutti. No, il Veneto non chiude a nessuno. Cioè, la terra più ospitale del mondo, che è il Veneto, non chiude a nessuno. E io sono qui da 10 anni, non ho mai messo al bando nessuno. Qui tutti sono ben accetti, punto. Anzi, quelli che mandano via gli altri, che vengono pure qui da noi, che un posto glielo troviamo sempre. Altro? C'è Alda? Solo un chiarimento, Presidente. Prego, Lei Alda. prima, a proposito della Grecia, ha detto devono togliere la nostra regione dal bando. Era un lapsus, nel senso che intendeva l'Italia, oppure era proprio... No, io parlo da governatore, parlo del Veneto. Cioè perché... Sì, ma potrebbe verificarsi, che ne so, che la Grecia dica sono così stati bravi in Veneto per cui il divieto di andare ovunque tranne che in Veneto. Poi c'è il problema del... No, ma io l'ho detto, sai perché? Prima di tutto perché parlo per il Veneto, non mi voglio arrogare, diciamo, competenze che non ho. C'è un ministro degli esteri, lo farà lui la richiesta per l'Italia. E dall'altro dico anche un'altra cosa, che parto dal presupposto che la Grecia ha messo solo alcune regioni al bando. Quanto? Come dicevo. Per cui non è un voto per pieno, vuol dire che ce ne sono già 16 che non c'entrano niente con il bando. Dico, vabbè, io vorrei andare con le 16, però sul serio, guardate, dateci una mano a comunicare questo appello alla Grecia. Cioè non esiste una faccia, una razza, ce lo diciamo tutti, cioè è la stessa frase, cazzo, Grecia e Italia, cioè, non esiste che i greci ci fanno sta roba, me la sarei aspettato da tutto, ma non da loro. Ho l'impressione che i governanti siano assolutamente disconnessi rispetto al popolo greco. Di questo ne ho la certezza, perché gli operatori greci che conosco io non sono di questa opinione. Non è folta la comunità greca qui in Veneto, ma se riuscite a rintracciarne qualcuno, vedrete che vi diranno quello che vi sto dicendo io. Una grossa comunità, Venezia, è una grossa comunità. Sì, grossa comunità è una parola grande. Cioè. Allora, se è concluso, voglio dire due robe. C'era le ciliegie, perché ieri c'era Marostica, ma già era scritto subito. Vi ha mandato le ciliegie, ringrazio il sindaco Claudia Benedosca, ve le ha mandate, ce ne sono anche di più da quel che ho capito, sono i duroni, e mi ricorda che purtroppo quest'anno anche loro oggi hanno fatto l'inaugurazione virtuale a Villa Barbaro, a Villa Maser, della mostra delle ciliegie di Maser,
i turisti di avventori che arriveranno verranno intercettati a Villa Barbara e poi verranno indirizzati per l'acquisto nelle diverse aziende. Sono 40 aziende espositrici, quindi ringrazio il sindaco Benedos, tutta l'amministrazione comunale, le associazioni, la Proloco, che tutti gli anni fanno ovviamente la mostra del Ciliege di Masera, e quest'anno mi hanno detto guarda, le mandate stamattina per voi, per cui sono un omaggio per voi, e dopodiché sono qui per voi. Poi voglio ringraziare Dolce Regno di Visentin Vanessa, che è una pasticceria di Mogliano Veneto, ci ha portato un dolce che adesso vi faccio vedere, e così i miei detrattori saranno felici quando vedranno piantare il coltello per tagliarlo, no? E so che non si offenderanno, e lo metto a disposizione, così poi ognuno di noi darà il commento su questo dolce. Quindi ringrazio Dolce Regno che ha mandato ovviamente questo dolce. Eccolo. È possibile chiedere ancora qualcosa sul piano di sanità? Mi hanno garantito che è un dolce comunque. E dimmi. No, volevo... Stai togliendo la poesia, Sì, certo, no, sul piano di sanità, cioè lei ha quantificato anche gli investimenti che sono necessari, perché... Li stiamo quantificando. Appunto, questo sarebbe importante, soprattutto per capire se il governo poi sta facendo le stesse cose su scala nazionale, e quante risorse dovrà trovare il... Ma guarda, se arrivano questi miliardi dall'Europa, da quel che si è capito, io spero che il governo li destini anche all'edilizia ospedaliera, perché noi possiamo veramente rifare grandi scelte di natura ospedaliera e territoriale con questi investimenti. Ma ad oggi Albino non è possibile fare cifre, dobbiamo vedere il piano e dopo sì, ovvio che lo andiamo a quotare questo piano. Io non avrei altro da aggiungere. Va bene, grazie. Ah no, sì, la tagliamo, c'è un coltello però la tagliamo. Cosa fai? La metto in mezzo. Ah, se ci portate il coltello così lo tagliamo e vediamo di cosa è fatta sta torta. Però sono stati creativi, c'è il coronavirus, bandiera del Veneto, la mascherina, come si chiama? Cake design questo, no? Grazie. Possiamo tagliare l'assessore? Siamo anche taglio io presidente, è rischioso. È proprio una torta. Che bello. Ma gliela fate vedere a Crozza questa? Tra le varie scatole. Crozza, devi imparare l'addizione, Veneto sei Veneto. Grazie, buongiorno a tutti, buona domenica. Domani c'è la dottoressa Del Silvestro, grande appuntamento perché avremo un quadro del plasma iperimmune, avremo un quadro della banca del plasma, la raccolta, insomma avremo un punto della situazione che ritengo positivo, e in settimana avrete altri professionisti della sanità. Grazie. Oltre ad avere poi la presentazione nei prossimi giorni anche di 2 importanti delibere che adotteremo rispetto all'RSA e rispetto al territorio. Torta Ciliege oggi.